Sono arrivati i giorni della merla, un periodo dell'anno a dir poco magico. Conoscete la leggenda? Si dice che un tempo la merla fosse bianca. Un giorno, alla fine di gennaio, quando le giornate iniziavano ad allungarsi e il sole timidamente iniziava a far sentire il suo tepore, la merla uscì dal nido in cerca di cibo. In alcune versioni la merla è da sola, in altre è con i piccoli, in altre ancora è con il compagno. Il punto è che si allontanò dal nido, speranzosa delle belle giornate che erano arrivate. All'improvviso tornò il freddo. Tornò il freddo col ghiaccio e la neve e lei per proteggersi trovò rifugio in un comignolo di un camino acceso e rimase lì per 3 giorni, tanto durò il freddo. Una volta uscita, le sue piume non erano più bianche, ma tinte dalla fuliggine che usciva dal camino di colore nero. Da quel giorno tutti i merli nascono di colore scuro. Questa tradizione prende spunto da un particolarissimo fenomeno che accade tutti gli anni, a cavallo tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio, e che per la sua regolarità si è conquistata un posto di rilievo nelle tradizioni popolari. Se ci pensate bene, i giorni della merla hanno un corrispettivo nell'arco dell'anno, dove però avviene un fenomeno opposto. Nella prima metà di novembre, infatti, nel momento in cui le temperature stanno scendendo, nell'atmosfera si diffonde un magico tepore che in tutta Italia viene chiamata l'estate di San Martino. Volete fare un gioco? Prendete il calendario, segnatevi questi 2 giorni, il giorno di San Martino, l'11 novembre, e il 30 gennaio. Ora fate un semplice conteggio. Quanti giorni separano queste due date? E avete scoperto cosa si nasconde proprio al centro di questa finestra temporale? Se non ci avete fatto caso, vi lascio qualche altro secondo per ricontrollare. È il 21 dicembre, il solstizio invernale. E non è finita. Se cercate tra i nomi dei santi festeggiati il 30 gennaio, scoprirete un'interessante coincidenza. In quella data viene festeggiata Santa Martina, quasi una versione opposta e complementare del San Martino di Tours che viene festeggiato l'11 novembre. È possibile che la scelta di dedicare a due personaggi quasi omonimi i 2 giorni in questione non sia casuale? Ho deciso di indagare su questa possibilità. Sembra che colui che decise di fissare la data del ricordo della martire del III secolo fu un personaggio davvero particolare, Papa Urbano VIII, della famiglia dei Barberini, che furono i proprietari dell'imponente tempio della Dea Fortuna a Palestrina, poco più a sud di Roma. Urbano VIII fu profondamente coinvolto nel revival seicentesco del simbolo solare, utilizzato come metafora della luce divina, capace di illuminare le anime dei mortali. Tra i personaggi di cui amava circondarsi e ai quali commissionò importanti lavori sparsi per Roma e Lazio, troviamo i maggiori artisti e intellettuali dell'epoca. Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, Athanasio Kircher, Tommaso Campanella, tutti accomunati da una medesima passione per l'antica scienza delle proporzioni auree. Ma questa è un'altra storia. Tornando alla leggenda della merla, in quei 2 momenti dell'anno avviene qualcosa di veramente particolare. Tutto si capovolge. Arriva il caldo quando dovrebbe fare freddo e il gelo quando la terra si sta lentamente riscaldando.
Sicuramente questi prodigi devono essere stati di forte impatto per la gente dell'antichità, tanto più che con la loro regolarità offrivano la possibilità di controllare lo scorrere del tempo e prevedere fenomeni incomprensibili ma determinanti per le attività sociali ed economiche così dipendenti dal ciclo della natura. I giorni più freddi dell'anno cadono inoltre vicini ad altre importanti festività, sia della tradizione nordica, Imbolc il 1 febbraio, sia di quella cristiana, ovvero la Candelora il 2 febbraio. Ma anche San Martino cade in prossimità di due feste che accomunano il calendario religioso druidico e cristiano, Samain e le celebrazioni di ogni santi e dei morti, segnando dei punti intermedi tra solstizi ed equinozi. Tutte queste date sono di particolare rilevanza per il computo del tempo e vennero tenute in grande considerazione da moltissime culture che le utilizzarono per organizzare i calendari liturgici e civili. È probabile che queste siano tracce di una scienza del tempo, condivisa da diverse civiltà fin da tempi più remoti, per le quali il Sole era il personaggio principale di una danza cosmica che, dalla prospettiva umana, si svolge costantemente lungo la fascia dell'eclittica e che coinvolge le 12 costellazioni e i 12 segni dello zodiaco. Forse il motivo di tanto interesse nel fissare questi fenomeni naturali a leggende e miti nasce dall'esigenza dell'uomo e rimanere collegati all'ordine superiore di un cosmo intelligente. A noi, uomini e donne dei tempi moderni, risulta molto difficile percepire l'importanza di una tecnica corretta per stabilire l'ora e la data. Allora consiglio a tutti di fare una visita al Palazzo della Ragione a Padova e sostare qualche minuto al centro del salone. Il mio consiglio è di lasciare che la mandibola lentamente scivoli verso il basso, facendo spazio ad un sano "oh".